che si cimentano questa sera, questo pomeriggio. 0-0. Girato nella parte inferiore dell'anello, qualche centimetro. Che è linea? Sta fianco. Io sono. Oh, e mi sa che Colpisce all'anello. Ma non valido. Primi 12 concorrenti. Per il momento una stella. Alessandro Ottoni sempre di Samanzai e Ottoni di Guasila. Non lo so. Due per il momento i concorrenti presenti. Eccolo qua, prossimi concorrenti. Dottor di Guasila e Monta Bianca, un grigio di 14 anni. Tu non vieni? Loro anello che sta diventando quasi stregato. No. No. Chi è questo? Barbara. Violato. L'anello rimane al suo posto. Vediamo un attimino se Alessio Azzori sarà più fortunato. Dopo. Era questo prima. Preso anche la stella. Tocca l'anello. Sembrava quasi. Ho avuto paura di qualcosa. Avevo paura. Forse è riuscito. Per un attimo ha dato l'illusione che l'anello rimanesse. Chi è questo? Lo vuoi? Ecco il signore. Colpisce, ma non infiltra l'anello. Anche per lui. La mezzanotte perché... Colpisce, anche lui, sembra quasi. 0 nel tabellino. Siamo arrivati già. Si cavalca Zingara. Dicenio Melis. Leonardo. Non ci chiede all'allenamento, nessuno chiede. Anche all'allenamento. Di quel colore. Nicola Schirru. Io per cavalli non proprio. Dicenio Melis. Leonardo Ru. È stato tempo E che non Giovanni corro. Pietro Pisci che sono in tre. Vuol dire che...
Giovanni Pietro Pisci, Ito e il suo cavallo. Ito quando deve correre. Quando deve correre non gli va. Vedi. No, devi dare tu. Il cantiere, vedi. Il primo a partire sarà Nicola Stirro di Isli, in sella a Zingara, un paio di 5 anni. Attento, è stato lì, sì, attento dentro, non l'ho fatto. Anche lui, Non puoi andare con te cavalli, manco a guardia. Ancora non c'è lui, non è questo Giampiero. Questo era mio, vedi, questo l'ho tenuto io. Visto, vero? Questo è Scrappingiu. Pianna. colpisce l'anello. Figlio per Giovanni. Diciamo che gli iscritti per il tempo in pista saranno Pietro Suri di voi. L'ho presa, l'ho portata fino a Dove è Giampiero? L'anello Giampiero? Sì, l'ha portata. e Paolo Murphy, maestro Glorietta, un paio di mondiali. Un applauso anche per loro. Incoraggiamento. Ale, alla presa, Giampiero. Hai mandato il video? L'ho filmato anche a te. Chi è questo? Chiamalo. Anche lui. Guarda. Arbitro. Tocca il nastro, ma non c'entra il bersaglio. Anche per lui. Lo ti ho detto, ma non è che sa, volevo fare un po'. Adesso lasciami ti fa, non mi cazzo. Io te lo faccio, perché Fiora, lui l'anello non c'entra. Oh, le stanno rubando la staffa, Da parte di Giovannino, Ehi, ha stroppato. l'ordine di discesa sarà Ce l'ha Gianni, iniziale oppure se ci sono variazioni. ce l'ha Gianni la staffa, vai, vai. ce l'ha Gianni. Schirru. L'avevo visto due. Ho detto che eri tu perché ha capito. Non due ne avevo conosciuto io. Oh, dimmi. Senti. Secondo giro per la finale. Mi ha detto guarda che mi offendo. Per me era facile. Ma te l'ho mandato prima. Diciamo, il discese È alto quello. il mare, i tempi È molti. alto, è Ito, quello nero, quello che si corre.
presentano la seconda serie. Portando Suli, Gianluigi Piani vince anche la doppia squadra l'anno scorso, che su 2 discese e 2 stelle ci aveva abituato bene. Quest'anno invece è mancato poco e poi è caduta la strada. Sara Casadio è venuta qui in un sauro di 10 anni. Colpisce anche stavolta, non ne vuole proprio sapere. Partito. E ora ne tocca soltanto il nastro di colore rosso, Tacca, un grigio di 6 anni. Anche lui per una terza. Due. Oh no, non lo so. Il cavaliere ce l'ha adesso, sì, adesso lo riporta indietro. Lui stesso deve riportare. No, penso che lo riporti qualcun altro, credo, non lo so. Vado e noi, Domenico Casadio, Enrico Piani e Andrea Congiu. Sì, manca l'anello però. Se non portano l'anello, eccolo qua. Nel frattempo così si preparano gli altri 4 correnti. Vado e noi si monta ballerina, un sauro di 8 anni. Giovanino Casadio sul suo ito, Enrico Piani con Ampia e Andrea Congiu. Chicco! Neo, te l'ho cambiato! Te l'ho cambiato! Ma c'hai curso. Guarda la 300. Colpisce la stella che per lui galoppo. Ballerina, un sauro di 8 anni. Vanno noi da Usassai. Caduta! Ale, l'ha presa Cigno, e come chiede? Solo che lui all'ultimo non sapeva di nuovo. Chi è babbo? Oh Vanni, va! Colpisce anche lui, ma rimane spiegato. Colpisce l'anello, ma non infilza. Insieme a 2 volte che sono anche il cane. Poco a poco a fare. Stamattina era a casa sua. Stamattina era a casa sua. Presa. Anche lui.
Alessandro, devi scendere? No. Adesso lo dicono. Lorenzo Serra, Alessandro Franco Tocco e Emilio Sosi. Pomeriggio sempre fresca. Partito? No, te non me l'hai dato, me l'hai dato. Questo di meno. Poco quello l'ha visto babbo, che è nato, non è così. E stavolta Alessandro Dove? colpisce con la segna. A toccare dopo. Io mi lascio camminare anche. Com'è? Vieni qua papà a sederti, vieni. E colpisce anche Lorenzo, porta a 5 il totale degli anelli. La linea è anche giusta. Marco, lo rifai? Sì? Ma il pubblico te l'aveva segnato, eh? Del buono, eh? E colpisce! Era buona la prima prova. Anche lui porta a casa. Sulle note di Ramoiada, Marco Tocco porta a casa l'anello. L'ha lasciata qua a lui adesso, Però come vabbè. Ha visto che c'era Rita, l'ha andata a Rita, capito? Alessio Azzori, lei, noi devi dare Ilenia, Ilaria. Marcello Azzori, sempre di Samarfraico, Malaga e Giorgio. Vai a riscaldarti al fuoco. Vai. Lei, Salvi. e Alessio Cairo, anche per lui. Sono qui. Marcello con Malaga, Te devo agganciare? Mancini, Io non me l'aggancio con lì dentro. colpisce l'anello, ma non c'entra il bersaglio. Scusate il partito, Giorgio Azzori, Bianca, Mi ha freddo. La rendi? colpisce l'anello. L'avevi vestita che non prende in giro il Giampiero. Sì, dovrebbe essere l'ultima batteria, anche perché ci sono state alcune defezioni. Non lo so perché mi ha Il padre. Partito Nicola, Mi hanno messo il nome di suo padre. No, che non lo sapevo. Spada, sfiora soltanto l'anello e pertanto Non merita a portare. È sempre tranquilla. Sempre.
Anche peggio. Anche peggio. Adesso c'è Forza su Maria, Scalfini. E su coccollato di uomo. E io Scalfini, un po' non credevo che gli animali fossero così. Cioè, No, il ci giro sono. è fatto, è una cosa incredibile. Fino a una cosa, sono i migliori amici dell'uomo. Partito. Colpisce stavolta Leonardo Ru con il suo gol per doppiare Ci arriva il roffalo, il suo bottino. ma non ci arriva il roffalo. E cosa portare? Ma poi non arriva a Sarenza di Eccoci qua. No, per Giovane, investigazione. capisci? Io ho conosciuti dopo. E per la seconda volta porta a casa È un altro l'anello. L'hai presa? e sta piegato. Discese 2 anelli e arrivati a questo punto l'ultima batteria. Chiedo gentilmente a Giovannino Casadio poi di avvicinarsi qui alla postazione microfonica, per favore. Giovannino oppure Sara. Chiediamo gentilmente di avvicinarsi. Siete presenti, fotografiamo insieme dopo gli amici che con la loro passione fotografano i momenti. Pietro Soru ai nastri di partenza, poi colpisce l'anello ma non porta a casa nessun punteggio. Guarda, un giochetto di volta, devo sapere mica bravo. Passaggio e sfiora il nastro anche per Andrea. 1-0. Anzi sì, fortunato su tempo sono stato. Portando a 6 Porta Sanedu, che t'ha detto? Che t'ha Vai detto? giù terra. Ok. gli stellati da Giovanni Pisci e Pierluigi Chiani. L'ultimo, come vi dicevo, Marco Lucis. Fine serata. Ringraziamo anche il tempo meteorologico. Ciao Sara! Mamma tieni, va. Mamma tieni, Giampi, l'hai ripresa? quella è là. Ma i punti non sei. Ci sarà il saluto finale. Però vedi, come dire, No, ma si gli ho detto mi vediamo se sbaglio niente, diciamo. Forse è un sbaglio. diversamente devi sfidarlo, forse a me mio papà E ti nega, dai. mio papà mi prende nella suona fisarmonica, mi ha sempre urlato, allora chi fisarmonica e suona. Se invece mi avesse Piero, detto sei no, il fai così, vincitore prova, della prova. competizione. Poi quando Complimenti. torni mi impari là, Sì, no, però devo sbagliare per passeggi un po' troppo, devi essere più... E poi dopo vengono altri. Anche altre. Sicuramente la gente c'è. Più lunga sarebbe più facile, forse, no? Certo. Comunque non pensavo, io pensavo... Un po' di rapuri su guarda questo. Ma è tuo. Ma eri 4 anni? No, di giovanile. Eri 4 anni senza... Anche 8. Puro. Vabbè, ma ti sei allenato. State qui. Prima di fare questa gara. Non volevo neanche salire. No, perché sta facendo da cattivo, non ce la fa. Certo, è quello. Guarda il pallone. Per Sara, Alessandro e Giovannino. Rita!
bella foto mentre guardiamo sull'obiettivo, che cosa ce la facciamo. Giovannino, abbiamo finito questa rassegna finale. Io già lo so chi è. Non ci arrivi neanche adesso? Ciao. Suocera, la mamma abitava vicino alla mia suocera. La mamma abitava vicino a mia suocera. Non ci arrivi? Mia suocera. Tuo parente, un po' più su. E se ti dico che si chiama il soprannome? Zia Piera. Ciao, sono mio. Ciao. Sveglio. A te non lo sia troppo caldo però, Sveglio prevenire prima di parlare. Ma dove vuoi voi? Ma che siamo bruciati? Nonno Battista, Ma che te troppo un po'. O ti c'hai 4 sigarette se mettendo, c'hai Come fatti vai di Piccolo. Ci mettiamo tutti. Poi ci punti quando Oh, aspetta! non con tutti, non è affidato. Abbiamo quello ad inviare. Ti calco? Sì, c'è ancora qualcosa. La macchina forse qualcosa c'è, un pezzettino, sì. Salite un pochino e la metto in questo piccolo, sì. Vado a incontrare la mia amica. Dall'altra parte.